Gondola possibile per tutti nella sua bellezza e anche in sicurezza anche per le persone disabili. Presentato una struttura, la prima nel suo genere, che facilita l'approdo che per chi non ha l'uso delle gambe. Barnaba Ungaro con Paolo Colombatti. A Venezia il primo pontile accessibile nella storia della laguna, un approdo in sostanza che consente alle persone disabili di poter salire in gondola senza alcun tipo di rischio. Ad aprire una nuova era un congegno meccanico del tutto particolare, studiato per garantire stabilità e sicurezza a chi è costretto a vivere in sedia a rotelle. Venezia, vista dalla sua tradizionale imbarcazione come una bellezza veramente per tutti. Le altre volte ci caricavano sulle spalle dei gondolieri rischiando veramente di farci male noi e loro. Finalmente questa cosa non accadrà più. Una struttura, il marchingegno del pontile accessibile, che pesa circa 100 quintali, costruita, e questa è una ulteriore particolarità, con materiale di riciclo. È la parte di alluminio e plastica che viene recuperata dal riciclo dei cartoni per bevande tipo Tetra Pak. Un progetto realizzato grazie alla sensibilità di aziende private con il supporto della Regione Veneto e del Comune di Abano Terme. L'idea è partita dall'associazione Gondolas for All. Questa iniziativa era importante per noi come persone, e siamo riusciti a trasmettere e coinvolgerne altre e speriamo di lanciare un messaggio di accessibilità a Venezia, all'Italia e al mondo intero.